Immagine sdoppiata che avevamo richiesto precedentemente, vedete proprio a ritmo vanno, perfetti, uno slalom parallelo del fucile, potremmo definirlo. Eccezionale questa rete. Eccezionale, soprattutto Cepikov che è riuscito a centrare, a guadagnare qualche frazione di secondo. Però questi punti di ritardi sono grossi. Vediamo adesso al primo spettacolo al Luna Park. Intanto Roach è riuscito ad arrivare al poligono Assieme a Popo. Cominciano a sparare davanti a lui di qualche metro. Vedete le differenze? Due. Popo, vedete come spara Popo, che è pazzesco. Popo ha già finito, è micidiale Popo come sparatore. Però Rec sarà costretto a un altro recupero, sbaglia Rec. Ein Fehler, dice lo speaker. Quel Rec già adesso sta pensando, mamma mia, questo mi è già fuggito, intanto gli devo ancora sparare. E ha ancora errore. Questo da un punto di vista psicologico è una pressione micidiale. Roach quindi sta confermando i dubbi sul suo stato di forma a questi campionati mondiali, i dubbi che avevamo già avuto nelle prove individuali. Sta tirando in piedi e se va a bersaglio in modo soddisfacente, cose qui non dubitiamo, tanto Frece è anche lui già lì però. Anche lui con gli sci ha saputo. Non errore di Popov. Popov è anche lui molto giovane, nel 1965, siberiano come tutti i biatleti sovietici di Sverdlovsk. Intanto però con una solo però Rec è stato bravissimo, è riuscito con i 5 colpi a disposizione a concludere i 5 centri e quindi per nostra fortuna la gara si riapre a Dirk Anders. Buon vantaggio per Rec, permetterà a Anders di tirare nella prima sessione di tiro senza particolari patemi, mentre per i sovietici dovranno tirare a ritmo mitragliatrice sperando che la vada o la spacchi. Comunque una decina di secondi di ritardo per l'Unione Sovietica che schiera in ultima frazione Buligin. Anders invece, ricordiamo, il concorrente della Germania. Questi 3 colpi di riserva possono anche pagare una penalizzazione. Intanto ha sbagliato il primo colpo, dovrà quindi utilizzare uno di questi 3 proiettili che ha posato per terra. Ecco, lo vediamo anche, curioso, non usa la scodellina fornita dall'organizzatore ma li appoggia per terra. Intanto ha concluso, riparte, dovrebbe quindi riuscire a mantenere il vantaggio. Vediamo Buligin come si comporterà, ha già sbagliato. A questo punto, a meno che Anders non cominci a tirare agli uccellini in cielo alla seconda sessione di tiro, pensiamo che loro sia già nelle tasche della DDR, potrebbe succedere assolutamente niente di speciale. A questo punto Buligin ha già buoni 20 secondi di ritardo, anche se c'entra quest'ultimo colpo, cosa che fa regolarmente, però la situazione non è certamente rosea per lui. Anzi, tutto sommato il distacco da 3,5 lo divideranno dalle medaglie d'oro per la DDR. Comincia però male. No, bene, forse lo sparo non era suo quello, sì, infatti non era suo, e questo invece è su Padella. Ricordiamo che ieri proprio nella sessione di tiro in piedi, Padella, nella 10 km, aveva sbagliato 2 colpi, come oggi. Praticamente oggi solo ha a disposizione 2 tiri di recupero, ma qua sta rischiando veramente Padella grosso. Se sbaglia ancora uno deve fare penitenze. Questo è il tiro della verità, se c'entra questo ha vinto, se c'entra questo è medaglia d'oro. Lo sbaglia, penitenza dunque per la DDR. Catastrofica veramente la situazione, mentre Buligin, anche lui un po' sotto pressione psicologica, ha sbagliato il primo colpo, così almeno è sembrato. Anche questo? Stanno succedendo cose interessantissime. Buligin 2 recuperi, dunque Qualfos a questo punto, se arriva presto, ha addirittura la possibilità di rientrare pesantemente nel gioco delle medaglie, addirittura di quelle più pregiate. Qualfos sta arrivando, dice lo speaker, Qualfos sta arrivando. Buligin però ancora un colpo, solo uno.
Buligin, sì, è proprio lui, scrive anche sulla carabina, e questo lo c'entra. Dunque la medaglia d'oro è ancora a disposizione anche dei sovietici. Non sappiamo se abbia già finito il suo giro di penalità il tedesco. Infatti l'unica medaglia che Eccolo Anders. l'unica medaglia che ancora manca alla Norvegia è proprio quella di bronzo. Intanto Anders si avvia in assoluto tranquillità al traguardo, vediamo anche il cronometro che indica 1:29:05. La seconda posizione è il tempo dell'Unione Sovietica, vediamo adesso 1:29 38 e qualcosa. Sta arrivando Qualfos, vedete Qualfos subito dietro, come prevedevamo, aveva visto dietro Buligin, e Qualfos taglia il traguardo in retromarcia per Dietro in 4 gare l'Italia ha conquistato 3 quarti posti e un quinto posto, quindi ha tutte le medaglie di legno dei campionati del mondo di biathlon, secondo una definizione cara proprio agli atleti italiani usata l'anno scorso alle Olimpiadi di Calgary, quindi 3 quarti posti, insomma